Due genitori disperati, un nonno senza più parole, sotto shock, all'ospedale di Mirano. Santiago Berto, 8 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale Noalese, tra Noale e Stigliano. Disperati i genitori, Stefano e Sabrina, ma anche il nonno Gianfranco, 76 anni, è distrutto, perché il nipotino è morto dentro la Opel che lui guidava e che forse, per un malore dell'anziano, si è scontrata frontalmente con una classe A che arrivava in senso contrario. A detta dei soccorritori, Santiago era sul sedile posteriore, legato e forse è stata proprio la cintura a provocargli le lesioni mortali. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, anche l'elicottero da Padova. Più di mezz'ora a bordo della strada sono durati i tentativi dei sanitari del SUEM di tenere in vita Santiago, che però non ce l'ha fatta. Nato in Colombia, il piccolo viveva con la sua famiglia adottiva a Stigliano da 4 anni e frequentava le elementari a Moniego. Il bilancio dell'incidente parla di altre 4 persone coinvolte sotto shock e sottoposte a controlli all'ospedale di Mirano. Chi abita sulla Noalese anche stavolta ha dovuto dare la prima assistenza alle vittime di un incidente stradale. Non erano capaci di dire c'è il bambino, non c'è il bambino, questo o quello. Non vi siete resi conto subito? Appunto non ci siamo resi conto al momento. E poi quando ve ne siete accorti cosa avete pensato? Niente, che c'era il peggio. Cercavamo di dare la parola più, come si può dire, confortante, insomma, di cercare di tenerli calmi.